non è una riforma, è la cancellazione della nostra storia. L'obiezione di Morgan ci fa rispondere 2 volte no. Poi voglio dire ancora rapidamente che non è però che noi dell'ANPI pensiamo che la Costituzione sia un dogma intoccabile. Con le dovute procedure e con un dibattito adeguato ci sono anche delle cose da ritoccare. Io sono così vecchia che mi ricordo quando fu fatta la Costituzione, si discuteva moltissimo nei treni, nei bar, a scuola, dappertutto. Fu una Costituzione fatta nel mezzo anche di una partecipazione, di un'adesione popolare. Allora, se mi si chiedesse qualche cosa, io prima di tutto chiederei che venisse rivista la scrittura, si mettesse sempre cittadini, si mettesse, insomma, questo è un lavoro puramente formale ma utile. Poi io abolirei l'articolo del concordato, francamente considero questo articolo un articolo che di fatto impedisce alla Repubblica Italiana di essere un vero paese laico, perché se la tutela dei diritti di coloro che professano la confessione più diffusa in Italia è affidata a un altro Stato, è un po' difficile sostenere che siamo. Inoltre sono convinta che se si togliessero i privilegi, il non pagamento di affitti eccetera eccetera dalla Chiesa, ci sarebbe un vantaggio anche per il bilancio dello Stato. Quindi per esempio se qualcuno mi chiede, io sì sono per modificare qualcosa, per esempio levare l'articolo del concordato. Grazie. Allora cercherò, seppur rapidamente, di così fare alcune riflessioni assieme a coloro che sono intervenuti, a voi tutti. Innanzitutto la prima questione posta da Piero sul testo del quesito, sui tempi e il quorum che è stato proprio. Vi do la notizia quasi in diretta, il Consiglio dei Ministri ha fissato la data del 4 dicembre per andare il più tardi possibile, lo sapevamo, ma insomma, ecco, per il 4 dicembre, quindi questa è la risposta. Anche sui tempi. Il testo del quesito, allora io devo dire, non mi affanno e non mi faccio la testa su questi temi qua, sui contenuti, perché il testo del quesito è il testo del disegno di legge costituzionale che è stato preparato fin dall'inizio furbescamente, perché guardate che se io metto nel titolo del disegno di legge volete voi che siano ridotti i costi della politica, volete voi che sia semplificate le leggi, e chi dice di no? Solo un matto o un cretino dice di no. Il problema è che non è vero, il problema è che è falso. Allora, guardate, io non credo che coloro che dovessero avere dei dubbi si fermeranno all'interno dell'urna a leggere tutto il quesito, andranno dentro con l'intenzione di mettere un sì, di mettere un no, di votare. Quindi è importante comunicare prima, ragionare, non facciamo le guerre sul quesito, e poi non mi appassionano proprio queste cose qua. Andiamo avanti. Quello che diceva ce lo chiede l'Europa, sono tutte balle. Quando JP Morgan, l'agenzia di rating Fitch, fanno quegli interventi per iscritto nei loro studi, guardate che è vero quello che diceva Lidia, cioè questi hanno il timore delle regole democratiche, perché per queste grandi banche d'affari e per le agenzie di rating è molto più semplice avere a trattare con un regime, con uno Stato totalitario, con qualsiasi Stato dove comanda uno solo, dove comandano in pochi, piuttosto che con uno Stato democratico che deve seguire delle regole democratiche. È scontato, ma noi dobbiamo contrastare in maniera decisa e netta questa forma di cesarismo, diciamo così. Vorrebbero ancora. Poi l'ambasciatore Phillips, guardate, non ha parlato a caso, poi ha fatto finta di scusarsi. Guardate che è lo stesso ambasciatore Phillips che alcuni mesi fa aveva parlato di mandare i nostri soldati in Libia, era lo stesso, sollecitando giornali, giornaloni, forze politiche, il ministro della difesa a mandare 3, 4, 5 mila soldati italiani in Libia, spinto ovviamente dalla sua amministrazione, ma senza considerare, non so se conosce, la situazione mediterranea, geopolitica estremamente difficile, complicata, in bilico, e senza soprattutto considerare cosa questo potrebbe significare per lo Stato italiano a livello anche di terrorismo. Quindi proprio una sconsiderata dichiarazione. Così come questa ultima, a me veniva da chiedere, quando ha fatto questa dichiarazione, di dire: scusi, ma lei sa che cosa dice questa modifica della Carta Costituzionale? Io avrei voluto fare l'esame e vedere se sapeva di che cosa parlava.
L'ex sindaco di Vittorio ha posto tutta una serie di questioni, io cercherò rapidamente di dare contezza di alcune. Allora, sul titolo quinto della Costituzione, cioè quello che riguarda il federalismo, io sono convinto che alle soglie del 2000, poi c'è stata la riforma del 2001, era necessario intervenire perché erano passati dei decenni. Sull'organizzazione territoriale delle modifiche andavano certamente fatte. Io sono assolutamente d'accordo che sono state fatte male, non ho dubbi su questo qua, ma tra il correggere gli errori fatti e che conosciamo e stravolgere ulteriormente il titolo quinto della Costituzione, tratto in una maniera che non risolverà i conflitti, che viene a negare lustri, decenni di progresso sociale, politico, economico, che tendevano anche a dare al territorio una maggiore importanza, un maggior rilievo. Qui c'è una forma di centralizzazione che ci fa tornare ad epoche passate e soprattutto con nessuna possibilità di eliminare i conflitti Stato-Regione così come invece doveva essere. Quindi è assolutamente... Poi, scusate, siamo in Veneto, sono veneto, dico, io non continuo a non capire per quale motivo ci devono essere le regioni a statuto speciale. Scusate, o siamo tutti speciali o non lo è nessuno, ma per quale motivo? Pochi chilometri da qua c'è il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, che hanno quelle normative che conosciamo. A quale titolo? Ormai è fuori dalla storia, è una cosa assolutamente superata che andrebbe certamente rivista, questa sì. Poi sul leggere la Costituzione concludo con una risposta. Un altro tema che invece sempre volevo accennare: attuare la Costituzione. Guardate che questo è un discorso fondamentale. L'articolo 49, ma già ricordato, ma ce ne sono tanti altri di fondamentali. Adesso lunedì prossimo faremo a Mestre con Salvatore Setti su un incontro, tra l'altro lui ha scritto un libretto di recente, la Costituzione, perché è meglio attuarla che cambiarla. Io vi cito un articolo fondamentale, visto che siamo in questo. Guardate che c'è l'articolo 41, che è un altro, che parla dell'iniziativa economica, dell'iniziativa anche privata economica, la definisce libera, aggiungo sacrosantamente libera, perché poi è la struttura portante di un territorio, dell'intero paese, però c'è anche un secondo comma, non attualizzato appieno, anzi in piccola parte, perché dice che l'iniziativa economica non può essere svolta in contrasto con l'utilità sociale, con la libertà, la dignità e la sicurezza del lavoratore. Di questo non si parla mai. Non a caso Brunetta voleva eliminare proprio questo articolo al suo tempo, no? Quindi sono tanti gli articoli, mi limito a citare questo. Poi sul discorso, se noi dovessimo sottoporre così in maniera brutale ai cittadini aboliamo il Parlamento, ma guardate però sì, è molto populistico, bisogna fare attenzione perché certamente c'è una responsabilità della classe politica nei comportamenti anche criminali che abbiamo visto, però guardate che c'è un problema, io credo, di formazione sociale, culturale, etica e politica anche delle persone, perché a un certo punto, facciamo un esempio che conosciamo tutti, quando si candidava Berlusconi sappiamo tutti chi era Berlusconi, eppure vinceva. Allora, quando ha vinto in democrazia, chi prende un voto più degli altri ha diritto di governare. Il problema non è solo di chi si presenta di Berlusconi, è del fenomeno che si era creato attorno a questo personaggio, di quello che era il berlusconismo, e per quale motivo questo fenomeno riusciva a convincere tanti cittadini e in parte ancora riesce a convincere. Questo è il problema vero, è il problema della società, un problema etico, culturale. Allora non parliamo solo della negatività della classe politica, proviamo a pensare anche perché la maggioranza dei cittadini in qualche occasione dà valutazioni diverse rispetto a quelle che ad esempio noi stiamo facendo adesso. La domanda secca che faceva Domenico sulla Spagna, è così, c'era questa norma, non solo in Spagna, anche in diversi stati sono previste maggioranze qualificate particolari per la modifica della Costituzione. Noi abbiamo anche proposto a un certo punto di dire, siccome la Costituzione è la carta fondamentale, per poter arrivare a una modifica innalziamo il livello, diamo una percentuale di parlamentari superiori, soprattutto con questa modifica che ci dovrebbe essere, con una Camera solo, dovrebbe essere una maggioranza certamente qualificata e certamente più alta. E questo non è stato fatto e guardate che un'altra balla che raccontano, sono 70 anni, a parte che sbagliano sempre i decenni, dicono 40 anni, 50 anni, vabbè, che questa Costituzione è vecchia, bisogna cambiare.
Tanto gli andrebbe ricordato che ci sono state almeno 16-17 leggi costituzionali, alcune anche molto profonde, e che quando ha voluto il Parlamento le ha cambiate la Costituzione. Il problema non è questo di cambiarla o non cambiarla, il problema è di cambiarla in meglio, non di cambiarla in questa maniera qua, e di attuarla per le parti che non sono ancora attuate. La domanda che mi era stata posta sulla eliminazione delle province è così, è un'altra fandonia che viene detto che è stata eliminata, invece le province sono diventate degli organismi di secondo livello, apparentemente con riduzione delle spese che non ci sono in realtà assolutamente state. Ha senso questa cosa? A mio modo di vedere non ha nessun senso. L'elezione che c'è stata anche domenica scorsa, mi pare qui a Treviso, ieri è stata, no? Che non so poi neanche com'è andata. Chi ha vinto? Non si sa, tra l'altro non sa nessuno. Chi ha vinto? Ha vinto la Lega, ecco. Ma comunque al di là di chi ha vinto, sono elezioni di secondo livello che sconvolgono il meccanismo democratico, secondo quella che sarebbe l'elezione del Senato così come ce la propongono. Sul quorum abbiamo già detto che il referendum costituzionale non prevede quorum, e quindi chi va a votare, io sono convinto che il quorum dovrebbe essere eliminato da tutti i referendum, perché guardate, è assolutamente sbagliato che quelli che dimostrano disinteresse debbano essere conteggiati quando viene proposta una modifica importante della Costituzione di una legge. Poi questo porta a giochetti di bassissimo livello che a un certo punto, una volta non mi ricordo quale, ha fatto un cardinale, non mi ricordo quale, sappiamo sulle questioni che hanno a che fare sui diritti delle donne, ma che ha fatto anche l'ultima volta sul referendum sulle trivelle. Per quale motivo bisogna sommare quelli contrari rispetto a quelli ai quali non gliene frega niente? Allora, chi ha interesse per una proposta va a votare, se si disinteressa chi va a votare deve essere conteggiato e il suo voto deve valere in quanto tale. Ci abbiamo provato anche questa a proporla, ovviamente le banche toscane hanno detto di no. Vengo alla questione finale, c'era l'ultima domanda ma la collego anche alla penultima di Alberto, quello che diceva sul fatto che sia una bella Costituzione, al di là delle espressioni che si dicono sempre, io sono profondamente convinto che sia così, ma guardate che quando abbiamo detto quantomeno leggetevi i testi di questi articoli, dall'articolo 70 in poi, sono delle cose orripilanti che sconvolgono anche quella che è la lingua italiana. Ma va ricordato, anche se ovviamente non è una cosa di sostanza, ma quando è stata approvata la Costituzione repubblicana alla fine del 1947, prima di farla entrare in vigore, l'hanno sottoposta agli lincei, all'Accademia, a degli esperti di lingua italica perché potessero decidere è corretto o non è corretto. Questi non sanno neanche che cosa sia, proprio non gliene frega assolutamente niente. E se voi andate a leggere questo articolo 70 è davvero incomprensibile. Se ne parla e la domanda mi dà lo spazio in un secondo di dire un'altra cosa. Guardate che sui parlamentari, specialmente di alcuni partiti, è scattato un meccanismo di ricatto politico. Chi vota è dentro anche la prossima volta forse, chi vota no è fuori. Questo è. E se non si va avanti così si va a votare. Guardate, questi sono dei meccanismi perversi, questi sono la rovina di una classe politica e di una democrazia quale quella prevista nella nostra Costituzione. Poi Alberto, che poneva giustamente la questione di affrontare, io vorrei che tutti i cittadini andassero, si presentassero, discutessero. Noi stiamo girando l'Italia per cercare di far capire, di approfondire, di spiegare. Adesso andiamo a Treviso, siamo sempre continuamente da una parte o dall'altra, però qualche volta quando viene posta questa questione, io dico sempre: chi dovesse avere dei dubbi vada a leggere il testo della Costituzione vigente e il testo che verrebbe fuori. Guardate, perderebbe 20 minuti, 30 minuti, non tantissimo. Basterebbe leggere i due testi messi a fianco, perché io sono d'accordo, cambiamo, ma dobbiamo cambiare in meglio, non dobbiamo cambiare in peggio, e questo è evidente, basta leggere i testi, verrebbe fuori una cosa orripilante. Io definisco questa proposta di riforma costituzionale innanzitutto un pastrocchio tecnico-giuridico, perché proprio da un punto di vista giuridico-costituzionale è fatta peggio che coi piedi. In punto di vista della lingua italiana lo stesso, l'abbiamo già detto, ma soprattutto il motivo vero è quello dello sconvolgimento dell'equilibrio dei poteri dello Stato e della tutela dei diritti delle persone, dei meccanismi che fanno funzionare uno Stato. C'è qualcosa che non va, ne siamo d'accordo,
cambiamola, ma cambiamola secondo le linee corrette, non così stravolgendo tutto quanto. Io concludo e buona serata a tutti quanti, tutte e a tutti. Arrivederci a tutti, grazie a voi, continuate a seguirci.